Sono l'avvocato Silvio Barbiero, presidente provinciale dell'UPI di Padova e sono qui a questo evento organizzato da Focus Condominio assieme al geometra Giorgio Cambruzzi, che è qui vicino a me, presidente onorario ANACI, rappresentante quindi degli amministratori italiani. L'evento è molto importante. Comporta lo studio e il cercare di porre delle questioni che concernono sia gli aspetti tecnici degli impianti condominiali ma anche gli aspetti giuridici, oltre che gli aspetti storici anche della storia del condominio e quant'altro. Se si vuole andare avanti bisogna guardare indietro per poter sapere dove andare e che traguardi raggiungere. È chiaro che tutti i convegni, anche se possono essere noiosi, ma se stai ad ascoltare trovi sempre qualche cosa che non conoscevi e che arricchisce il tuo sapere, ed è quello che noi pretendiamo dai nostri associati, di essere sempre attenti, di studiare, non stancarsi mai di leggere e di essere aggiornati su quelle che sono le novità non solo giuridiche ma anche tecniche, per poter espletare al massimo l'impegno che si sono assunti. Però c'è da dire che l'ANACI Padova è diversa da tutte le altre ANACI provinciali. Noi insegniamo ai nostri associati non solo di far di conti, ma soprattutto di coccolare e fare in maniera che i loro clienti, che sono i nostri associati dell'UPI, che sono i loro associati, vivano tranquilli, ma non solo nella convivenza nell'immobile, ma anche nella sicurezza degli impianti. Per esempio noi abbiamo un DNA diverso perché difendiamo i nostri clienti, che sono i clienti dell'UPI. Ultimamente c'è stata l'amministrazione comunale che si è inventata di imporre il frazionamento delle aree comuni per ricavare dei posti auto per poterli tassare. Orbene, noi abbiamo fatto argine, li abbiamo bloccati e se non addivengono a un accordo e presentare le scuse a quelli che hanno cercato di coinvolgere con false notizie, scatta subito la denuncia penale, che è già stata approvata non solo dal Consiglio ma anche dall'Assemblea dei nostri associati. Come dicevo, noi li coccoliamo perché e siamo diversi dagli altri. Se un appartamento scende acqua dall'appartamento soprastante, se è verso il muro perimetrale interviene l'amministratore. Se invece è centrale, cioè una diramazione orizzontale dell'appartamento soprastante perde acqua, normalmente tutti gli altri amministratori del di fuori di Padova se ne lavano le mani, perché è un problema tra il condomino sotto e quello di sopra. Invece noi interveniamo, mettiamo a posto e poi con l'assicurazione risarciamo, sì, i soldi li diamo al condominio se era un problema condominiale e li diamo al condomino proprietario delle tubazioni se era una tubazione privata. Questa è la grossa differenza tra noi che coccoliamo i nostri clienti e tutte le altre province. Da parte nostra, come UPI di Padova e con tutti i nostri associati, spesso e volentieri ci troviamo, diciamo, contrapposti come condomini a quelle che possono essere le decisioni dell'amministrazione condominiale o altro, ma devo dire che sempre più spesso c'è una certa, come si dice, una certa corrispondenza tra l'associato UPI Padova, che è il condomino, quando l'amministratore è un amministratore ANACI. Sappiamo della sua serietà e della possibilità di dialogare e di trovare comunque un punto d'incontro. Se posso dire la ciliegina sulla torta, noi ANACI 2 volte alla settimana andiamo all'UPI a rispondere ai quesiti degli associati UPI che vogliono sapere in materia di condominio, e noi gli diamo le risposte precise e puntuali.